Buonasera a tutti ragazzi, partiamo con l'ultimo video e stavolta parliamo del famoso supervulcano di Yellowstone. In effetti tanti studi, tanti scienziati, ma tutti a dire che questo supervulcano è davvero spaventoso, per non dire che, usa la parola, è un mostro. Quindi la sua caldera è davvero non si può spiegare quanto è grande, ragazzi, però gli scienziati sono concordi. Ciao, Bocatella. Sono concordi che questo supervulcano è una forza davvero unica. In effetti potrebbe estinguere gli esseri umani. Pensate un poco quanto è potente. Ciao Fabrizio. Quindi l'eruzione di un supervulcano come questo qui non assomiglierebbe, ragazzi, a nessuna cosa che l'umanità abbia mai visto, secondo un articolo del New York Times. Quindi non lo dico io, ma lo dice un giornale molto famoso. Quindi una cosa che l'umanità non ha mai visto. Quindi pensate un poco. Sì, sì, la sua energia, ma secondo te la potevano usare e non l'avrebbero fatto? In effetti volevano perforare questo, diciamo, questa caldera e buttare acqua fredda per, diciamo, farlo rinfrescare un po', ma pure è pericoloso, quindi non si può fare nulla. Quindi diciamo che questo qui, ragazzi, è uno dei 20 supervulcani sulla Terra che rappresentano la più grande minaccia naturale per la vita umana. Quindi il supervulcano, dicono ragazzi, su una scala di 8 e 8, quindi pensate un poco, come indice di esplosività. La scala è fatta di fino a 8 e questo qua è 8, quindi è il massimo dell'esplosività. L'ultima eruzione è stata 640.000 anni fa, quindi non è che è una cosa che accade facilmente, però è vero che quando accade questo fa un casino davvero eccezionale. Questo sconvolge mezzo mondo in effetti, quindi se non tutto. Quindi a parte che secondo loro una nuvola si formerebbe sopra, diciamo, tutto il mondo e le temperature, diciamo, per i prossimi 4 anni sulla Terra sarebbero molto fredde. Quindi pensate un poco se sta cosa esplode che succede. Quindi per 4 anni la Terra sarà avvolta da questa nuvola tossica di cenere che non farà passare neanche un raggio di sole, quindi automaticamente scenderà tipo un inverno glaciale, diciamo così, danno per dire. Quindi pensate alla forza di questo supervulcano, come abbiamo già detto in precedenza e negli altri video, si dovrebbero far evacuare tutti gli Stati Uniti, compreso il Canada, quindi tutti e 54 in America, Fabrizio, no? Questo è il parco di Yellowstone. No, nulla, Alessandro, stavamo parlando che gli scienziati hanno detto che l'esplosione di questo supervulcano è una cosa che nessun umano ha mai visto, hanno detto. Quindi diciamo, su un indice di esplosività vulcanica che è da 1 a 8, questo qua è 8, cioè il massimo, cioè più di questo non si può andare. Quindi diciamo che potrebbe bloccare il sole per 4 anni, quindi succederebbe tipo un inverno glaciale dovuto, diciamo, alla nube tossica che si formerebbe sull'atmosfera. Quindi tutti gli Stati Uniti, tutti e 54 stati più il Canada, sì, più o meno dovrebbero evacuare immediatamente. Quindi a parte che butterebbe mezzi Stati Uniti per terra subito subito, quindi diciamo evacuare tutti gli Stati Uniti è una parola grossa perché metà li distruggerebbe in un momento, quindi l'altra metà forse potrebbe evacuare, ma l'altra metà rimarrebbe, diciamo, sul colpo liquefatta, è la parola giusta, sì, liquefatta, sì,
perché lì non ci sarebbe neanche il tempo di dire ah. Quindi le persone secondo me si fanno proprio tipo acqua. Vedi, facciamo il pollo congelato dopo. Quindi diciamo che stanno spendendo un sacco di miliardi di dollari per la sicurezza aerea, per i programmi vulcanici, nonostante questo vulcano comunque sia imprevedibile. Quindi però la cosa bella che io ho letto in questo articolo, diciamo, del New York Times, e la cosa forte che più mi ha colpito, diciamo, ragazzi, è che questo qua ha detto proprio, ho fatto la traduzione, poi ho fatto il video, ha detto che questa cosa che non assomiglierebbe a nulla che l'umanità non abbia mai visto. Quindi immaginate, questa è una cosa che nessun uomo ha mai visto nella sua vita, quindi l'ultima volta è accaduto 640.000 anni fa, quindi non l'ha visto nessuno, ragazzi. Quindi perciò ho detto proprio questa parola, mi ha colpito molto, quindi l'avevo letta in inglese, ma poi l'ho fatta la traduzione per vedere se avevo letto bene. Ma è così, in effetti ha detto questa è una cosa che se succederebbe sarebbe la prima volta che un uomo, un essere umano, veda una cosa così. Quindi pensate che deve essere sta cosa, altro che è come una specie di meteorite che arriva sulla Terra, ragazzi, più o meno la potenza che ha sto coso. In effetti questo è come i famosi campi flegrei che abbiamo qui a Napoli, quindi sono diciamo, supervulcani, quindi sono identici, solo che uno sta negli Stati Uniti e l'altro sta a Napoli, quindi diciamo che se parte questo di Napoli, ragazzi, io sto in prima pole position, prima Francesco, poi Elena e poi vengo io, quindi io sto in terzo posto, ragazzi, quindi sarò il terzo a morire io, meno male, non sono proprio il primo, quindi parte prima Francesco, poi Elena e poi che sta Avellino. Ah, poi ci sta Grazia, poi che sta a Caserta. Sì, vabbè, avvocate, tu muori dopo, quindi non è che tu ti salvi, tu muori dopo dalle conseguenze, diciamo, del vulcano, quindi non pensare che tu abbia la meglio solo perché stai in Friuli Venezia Giulia, quindi non pensarlo. Quindi, come si dice, non muori di peste, ma muori di carestia, si dice qua a Salerno. Ma penso che il senso l'hai capito, no? Quindi in effetti non è un problema, ti ripeto, come ho detto tante volte, di Napoli, della Campania, è un problema dell'Italia, quindi Sicilia e Sardegna compresa. Quindi diciamo che questo coso piccolino a Napoli butta l'Italia per terra. Poi farà la stessa cosa di questo qui. In tutto il mondo ci sarà questa nube tossica per 4 anni, quindi è solo una questione di geometria, Stati Uniti o Italia, quindi però il risultato finale è lo stesso. Tu dove stai, Alessandro? Tu? Avvocatella si voleva salvare poi, Qual è, Alessà? Ah vabbè, il Marsili no, il Marsili è vivo, se vogliamo, il Marsili vabbè è quello là sottomarino. Poi che ci sta l'Etna. Vabbè, ma l'Etna non lo contiamo perché l'Etna non è pericoloso, ragazzi. Quello quando ha fatto a Ponzone in provincia di Virella. In effetti sì, quello là è spento, sì, in effetti solo questo qua. In effetti lo Stromboli poi è esplosivo, anche quello lì. Lo Stromboli viene sottovalutato, ragazzi, ma lo Stromboli è potente anche lui, perché anche lui ha questa forma esplosiva. L'unico che si salva qua, ragazzi, è l'Etna, perché l'Etna non è di una forma esplosiva. Quindi è un vulcano che scende la lava e tiene tutto il tempo di scappare, di andare via. Invece se il Vesuvio oppure lo Stromboli esplodono, non danno il tempo. Lo Stromboli, vabbè, è piccolino, l'isola può fuggire a volo e ci sta pure. Ma il Vesuvio, ragazzi, se esplode il Vesuvio, ragazzi, fa mezza Napoli fuori, se non di più. Quindi quello è esplosivo, ricordate Pompei, che cosa ha combinato? In Campi Flegrei non ne parliamo proprio, quello è come se arriva un asteroide sulla Terra, è uguale, è la stessa cosa. Quindi il Vesuvio fa paura per Napoli, diciamo i paesi vesuviani, Caserta, Avellino, Salerno, dove abito io, diciamo che più o meno è quello che potrà arrivare tranquillamente a Salerno, anche perché
dal Vesuvio a qua sono 50 km, non è che io sto a 2000 km dal Vesuvio, quindi come ho detto io, prima Francesco, poi Elena, poi grazie e poi ci sto io, sto quarto io, dai ragazzi, sto fortunato. Quindi può darsi proprio che esce pure qualcun altro, quindi mi allungo. Ma tu dici vulcani sottomarini, dici, quelli sotto la Sicilia? Sì, quelli sono spenti però, Alessandro. Quelli là che hanno scoperto ultimamente, sì, mi ricordo, non mi ricordo come si chiamano, ma vi saluto. Subito Avvocatello, quando sente guai Avvocatello vi saluto. Il Marsilio, quello è sveglio, Jasmine. Quell'altro che è morto, quello è molto molto sveglio. Quindi i Marsili in effetti vabbè, avvocate, comunque è orario di un bel film di paura, quindi mi raccomando, chiudi la stanza, afferra il crocifisso, chiudi la porta a chiave, atmosfera, candela a specchio, un bel film, mi raccomando, scegli una trama bella pesante perché sennò non ci stai affetto. L'esorcista no, perché era passato di qualche cosa più o meno simile. E te lo dico io il film, Te non. Oppure L'Evocazione. Questi sono due bei film da poter vedere così come dico io. Così fai venerdì 13. Sì, lo so, Alessandri, sei vulcani sotto la Sicilia, questo sì, lo so. Però voglio dire io, il Marsili è attivissimo invece. Quindi voglio dire io, quello lì può provocare uno tsunami sulla costa, diciamo, campana, calabrese e siciliana. Quindi anche se quello lì parte, ragazzi, saranno cavoli amari per la costa. Io sto vicino proprio al mare, quindi starò inguaiato. Quindi alla fine la costa calabrese, campana e quella siciliana sarebbero quelle là più esposte a questo tsunami, in effetti. Il Marsili potrebbe devastare tutta la costa di tutte queste regioni, quindi e anche forse del Lazio, non si sa, poi dipende pure dalla potenza. Però Campania, Calabria e Sicilia sicuro, ragazzi, e Sardegna, quindi queste qua sarebbero quasi sicure, le coste sarebbero colpite duramente, quindi poi bisogna vedere sempre comunque l'intensità, quindi però sicuramente arriverebbe una bella botta. Poi il Vesuvio, se fa un botto, Napoli sta proprio messa male, i Campi Flegrei stiamo messi male tutti l'Italia, lo Yellowstone uguale, tutta l'America per terra, gli Stati Uniti, compreso il Canada perché pareva brutto, come dice lo scienziato. Quindi diciamo che stiamo proprio in mezzo ai guai, in mezzo alle botte, come diciamo nel qua a Saleno, stiamo in mezzo ai guai. Quindi a destra ci sta questa, a sinistra ci sta quella. Quindi stiamo proprio messi male. Sì, come si chiama? Mi sono dimenticato, Alessandro. Così vado a dare un'occhiata dopo, quindi vado a fare ispirazione per un piatto, a già fare un piatto, una ricetta in questi giorni mi hanno cercato tagliatelle e porcini. Ah già, gira gira tondo 79, sì sì. Dopo vado a dare un'occhiata. No, a Francesco hanno messo in mezzo sta cosa delle tagliatelle con i funghi porcini, no? Devo fare un piatto, quindi lo farò, a giorni lo faccio. Quindi mo, sicuramente Alessandro, sì. Allora Alessandro, io già ho il pallino in testa. Allora, prendi il burro, schiaccia bene l'aglio, taglia tutti i porcini belli fini fini fini, le teste invece tagliale più grandi così sono più spesse. Fai friggere bene, un po' di peperoncino se ti piace e poi fai bello rosolare a tutti. Nel frattempo metti a scolare, anzi a fare le tagliatelle. Non ho capito il titolo. Quindi poi diciamo Alessandro fai le tagliatelle veloci veloci perché quelle poi cuociono subito se le prendi fresche, quindi subito subito.
Quindi butta direttamente nei funghi porcini, saltella con la padella e aggiungi sempre parmigiano finché non si fa tipo una cremina, sa? Quella cremina bella densa densa. Poi in piatti metti un po' di prezzemolo e Alessandro, buon appetito. Quindi vedi un piatto facilissimo, tagliatelle coi porcini. Quindi non è una cosa proprio difficile, proprio una cosa buonissima. Mi raccomando, parmigiano reggiano 48 mesi di stagionatura. Subito tu, eh. No, non ti preoccupare, adesso ti faccio il servizio in questi giorni, ti faccio la ricetta e faccio il video proprio per farti proprio uno schiattiglio proprio, quindi faccio tagliatelle con i funghi porcini. Quindi te l'ho detto, farò una cremina densa densa che andrà sulle tagliatelle con quel sugo dei funghi porcini sopra, ci poggerò sopra 3-4 bei porcini belli tagliati fine fine, grattata di parmigiano e poi ti devi solo sedere e mangiare. Quindi quella cosa proprio sostanziosa, diciamo. Così ti impari. Lo so, se n'è andato, sì, sì. E quella lei ha messo sta cosa in mezzo e tutti quanti a dire dai Peppe fai il video delle tagliatelle con i funghi porcini. Lei ha messo in mezzo questa cosa al finale, non io. Ho detto, ah, Giuseppe, perché non facciamo... Lei è Francesco, come al solito. E Francesco subito ha detto domenica Francesco ha detto me ne vado alla Sagra della Castagna che sta qua vicino più o meno nella nostra zona, quindi subito Francesco ha detto vabbè perché non fai di fare una ricetta Giuseppe, e Avvocatello subito ha messo in mezzo tagliatelle con i funghi porcini, perciò sto dicendo sta cosa perché loro hanno messo sta cosa in mezzo mo tanto devo fare, li devo fare sta zitta e basta. Gli faccio vedere come si fa davvero bene 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 bene. Devo fare tipo una crema di funghi con i funghi sopra. Quindi devo fare proprio una cosa, come dico io qua a Salerno, materiale, cioè tosta, cioè buona. Quelle cose che quando metti in bocca si deve sentire tutto il sapore di... Quella cosa... Sa da sento un sapore, adesso a mucco, quando afferri il fungo con la tagliatella, con crema di, diciamo, di parmigiano reggiano, quindi deve essere proprio una bomba, adesso. Quindi già sto elaborando nella testa come fare. Quindi già il cervello sta elaborando. Jasmine, guarda, io l'ho fatto per mestiere questo qua, no? Quindi quando io stavo a Torino, quando stavo a Milano, la gente, guarda, solo che mi sentiva parlare, ti giuro, come hai detto tu, si sedevano e mangiavano, quindi loro mi domandavano più o meno che cosa potevo fare e io spiegavo come ho spiegato adesso. E quelli basta che mi sentivano parlare un po' così di giovanotto, va bene, ci sediamo. Anche se ci stavano 20 minuti da aspettare, non abbiamo problemi. Quindi era, diciamo, molto il mio capo, quello diceva. Diceva, sei molto convincente, li fai sempre la persona. In effetti venivano vicino al banco, poi mi domandavano cosa potevano mangiare, cosa no. E io cercavo sempre di accontentarli, quindi con ricette del sud poi. Però puntualmente come mi sentivano a me parlare, faccio questo, faccio così, faccio così, faccio così. Quelli neanche il tempo che io finivo di, sa, di spiegare là, dicevo giovanotto, fate conto che già stiamo seduti, quindi potete iniziare se volete. Questo è stato quando sono state ai Giardini Reali, lì ci stava proprio cucina, tutto, quindi eravamo organizzatissimi, anche se stavamo, diciamo, ambulante, però avevamo una cucina portatile, cioè con un camper dove dentro era tutta a norme di igiene, sicurezza, bagno, avevamo tutto, quindi erano 4 camper. Sì, sì, ma guarda, il mestiere che io facevo in effetti era proprio questo, di convincere la gente, quindi poi quando parlavano con me, Jasmine, questa era la convinzione di comprare. Ad esempio quando io stavo in Finlandia, quello che si mangia il patatino, quando stavo in Finlandia oppure quando stavo a Torino, anzi ho fatto la fiera ad Asti. Ad Asti in effetti stavo facendo una fiera con la sopezzata napoletana
e ho detto adesso ti faccio vedere vicino al ragazzo del rumeno come si fa qua. Ho visto che arrivavano un sacco di turisti, ti giuro, ho detto ho preso una sopezzata, Jasmine, ho incominciato ad affettarla bella fine col coltello però, non con l'affettatrice. Sono andato fuori dal banco, mi sono messo col taglierino in mano di legno e ho fatto assaggiare a tutti. Ho detto prego, 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 prego. Comunque sono entrati in chiesa ad Asti perché stavamo sotto la chiesa di Asti. Io ho messo un po' di puzione di Moena, sa, un po' di Val di Fiem, formaggi diciamo del Val d'Aosta, quindi era un banco un po' misto, un po' di pecorino sardo, pecorino romano. Quando sono usciti i turisti dalla chiesa che avevano fatto il giro, ti dico Alessà, hanno comprato di tutto. Venivano e dicevano due sopezzate, un pezzo di formaggio, un pezzo di questo, un pezzo di quello. Comunque Alessandro, per portarla brevemente, io in 4 giorni ho incassato per il mio capo, non a me, quindi partiamo da questo, 20.000 euro in totale, diciamo. Quando sono ritornato a Torino, perché stavo ad Asti, sotto la chiesa proprio nella piazza, il mio capo ha detto allora come andate? Giuseppe, ha detto, gli ho dato tutti i soldi, ha detto ah, è andato proprio bene. Dico, penso proprio di sì. No, io là in effetti lo sai, io ho 80 euro al giorno, vitto e alloggio pagato, quindi questa è la mia giornata, in effetti io sto a giornata lì. Però sono 80 euro al giorno, vitto e alloggio, tutto pagato dalla ditta. Però diciamo al mio capo conviene uno come me, anche se adesso quante volte mi sta chiamando di salire, dice che fai a sud, sali, 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 perché sa che alla fine io sono convincente quando lavoro, in effetti c'ho la chiacchiera, quello è bello, come vedete io parlo, quindi pure se arrivo a Torino, arrivo a Milano, io devo parlare a tutti, quindi non mi faccio il problema. Se poi trovo quello difficile, vabbè, ci sta pure. Però di solito prendo subito confidenza, non è un problema. Sì, sì, io quando vedevo i turisti arrivare incominciavo ad affettare, tagliare parmigiano. Col tagliere dicevo, prego signore, un assaggio, assaggi un po' di porzione di Buena, salame, questo è salame di napoletano, questo è Val di Fiemme, questo è pecorino romano. E loro assaggiavano, sa, le olive, poi le olive della Puglia aveva, quindi avevo le famose olive, quelle di Cerignola, prego, con lo stuzzicadenti, prendevo l'oliva e la facevo assaggiare alla signora. Quindi una bella preparazione del banco, bella, tutto bello pieno pieno. Quindi quando vedevi il banco, Alessandro, tu ci mandavi, dicevi, là tu muori se vedi il banco, Alessandro, qualche volta ti metto la foto del mio banco, qualche volta la metto. Ma là Stefano, che ne so, solo appese, sotto al banco, avevo secondo me un centinaio di sopezzate napoletane appese con i caciocavalli, quindi immagino un banco dove stanno tutto appeso, tutto sopezzate, caciocavalli, quindi solo a vedere quel banco ti viene fame. Quindi è la cosa da convincere le persone, questo è il mestiere. Poi il trucco sta anche nel tagliare la roba, ragazzi. La signora mi cercava un pezzo di 100 grammi, io tagliavo 200. Ma questo è un trucco del mestiere, però. Quindi la signora cercava 300 grammi, tu tagliavi 400. Quindi in effetti giostravi sempre un po' tu la situazione, perché poi puntualmente dicevo signora lo tolgo, la signora puntualmente ti dice no. Questo è un fatto, questa è una statistica proprio al 100%, Alessà. Quindi, guarda, noi siamo stati a Piazza Castello, Alessandro, e abbiamo fatto la fonduta, non so se la sai tu. La fonduta sarebbero sono 4 formaggi con la panna dentro e fai la pasta. Ti dico una cosa eccezionale. Noi usavamo il gorgonzola, poi il Val di Fiemme, che è un formaggio che si scioglie. Il Val di Fassa è un formaggio dolce del Trentino Alto Adige. Li scioglievamo bello in un pentolone grande, aggiungevamo la panna e diciamo mescolavamo tutto, quindi poi le mettevamo nelle vaschette, sai, quelle
tipo dove mettono le olive, sai, quelle là trasparenti. Tu andavi a casa, dovevi solo scolare la pasta, metterci questo, diciamo, questo impasto di formaggio e parmigiano e mangiarlo, quindi non dovevi fare nient'altro, ma ha un sapore eccezionale. Tipo come i gnocchi ai quattro formaggi, poi dipende da che cosa volevi buttare tu. Ma comunque era densissima, però io a casa esageravo sempre, quindi una sera abbiamo fatto la prova stesso noi e ho detto, "Va ragazzi, compriamo un po' di guanciale, lo facciamo friggere un po' e poi ci mettiamo questa fonduta dentro. Abbiamo buttato i zitoni, quelli là rigati, formaggio grattugiato parmigiano 40. Adesso la guerra. Quei zitoni erano la guerra. Abbiamo fatto soffriggere questa bella pancetta. Poi abbiamo messo questa fonduta, poi abbiamo scaldato i zitoni, quelli là grandi rigati, e abbiamo amalgamato tutto. Alessandro, grattate ancora di formaggio sopra. È una bomba, Alessandro. Ma proprio una bomba, ti giuro. Perché ci siamo ritirati a casa e che ci mangiamo e che non ci mangiamo. Ho detto, ma te faccio vedere che combino. E abbiamo fatto proprio una bomba, Alessandro. Quindi facevamo gli esperimenti anche su di noi. Poi vendevamo gli agnolotti piemontesi, che pure sono buonissimi, io li ho mangiati, sono la fine del mondo, con la mortadella, quelli là normali. Quindi diciamo davvero ragazzi, ho venduto quasi tutto, io non mi... il pane carrasao, ma non c'è cosa che io non abbia venduto a livello alimentare. Sì, sì, dove fare una fiera così tu esci pazzo. Immagina che c'hai davanti a te 30-40 prosciutti, prosciutto San Daniele, prosciutto toscano, prosciutto della Fiorucci, poi mortadella di cinghiale, mortadella normale, la bolognese, la mortadella Galbani, prosciutto cotto di Praga. Immagina che questa è solo una piccolissima parte di quello che hai davanti a te. Poi incominci con tutti diciamo, i formaggi, formaggi del Trentino, formaggi del Piemonte. La mortazza, avevamo quella là bolognese, avevamo quella là della Galbani, quella là di cinghiale, ma ti giuro, ma avevamo di tutto. Difatti una volta ho fatto la fiera della mortadella e ho portato 7 tipi di mortadella diversi, quindi col pistacchio, senza pistacchio, di cinghiale, quella là nera, ma davvero di tutte le razze. E lì ho fatto la focaccia con la mortadella, quindi le focacce quelle là belle alte alte, che poi io riscaldavo nel forno e servivo ai clienti, solo mortadella erano, e quindi era focaccia con la mortazza. E come sfondo, se non so se vi ricordate, ci stava quel film di Tinton Brass, Monella. Non so se vi ricordate questo film, Monella, che stava sulla bicicletta e stava la forma del di dietro con la mortadella, diciamo, messa sopra. Quindi avevano fatto questo disegno dietro lo stand proprio in onore della mortadella. Quindi davvero una bella fiera. Quindi anche perché la scenografia è quella che anche facciamo sotto al banco. Quindi in base a quello che vendiamo, così facciamo la scenografia sotto al banco. Quindi a parte la parte visiva che tu vedi, è tutto bello illuminato, tutte le luci sotto, i faretti, che tutti i prodotti si devono vedere bene. Avevamo tutti i tipi di vino, diciamo l'Izibibbo, il Barolo, quello là piemontese, ma tutto. Le alici di sciacca, avevamo le famose alici di sciacca, sia piccanti che normale. E andavano a ruba, ragazzi, quando sentivano le alici di sciacca, le acciughe di sciacca, ragazzi compravano senza perdere, avevamo quelle sott'olio e quello sotto sale, nel barattolo sotto sale, quindi, ma tutte e due andavano forte proprio ovunque andavamo. Quindi ti dico, purtroppo è una condanna immagino per me, sempre esagerato. Però mi è venuto fame pure a me, la verità, per parlare per te. E ogni volta che chiappo Alessandro e Francesco è una maledizione la tengo, guarda. Finisco sempre per mangiare a finale. Vabbè, una maledizione, oh Francesco, quella la colpa è di avvocatello, lei si è messa in mezzo a sta cosa dei funghi porcini. Giuseppe, perché non facciamo la ricetta dei funghi porcini? Poi vedi, si va a finire a 1000 la notte, poi a finale. No, però ragazzi, se vado a Torino
venitemi a trovare perché so che molti sono di queste parti lì, quindi se vado sotto, se vado a Torino andrò sicuramente a Piazza Castello. Non voglio andare a Milano perché fa freddo, lo giuro, lì no. In effetti spero che fanno la fiera qua a Salerno così non mi muovo proprio, se no o Torino, Piazza Castello o il Duomo di Milano. Solo che il Duomo di Milano sai che freddo che fa? Il Val d'Aosta no. Non lo so, comunque penso dal 22-23 novembre in effetti. Quindi se sto da quelle parti, diciamo, adesso. Tu dove stai? Dove abiti tu? Adesso tu. So che uno era di Torino, non mi ricordo ma chi. Poi qualcuno è di Milano. Ponzone, sì, ci sono stato, sì, sì. Ci sono passato un sacco di volte a Ponzone, però non ho fatto la fiera lì, sono solo passato. Quindi diciamo che l'Italia l'abbiamo fatta salita e discesa, secondo me un centinaio di volte. Mi ho perso il conto io. Anche perché in 5 anni, non so quante fiere, ho fatto tutti i fine settimana una fiera, calcolo in 5 anni quante ne ho fatte, più o meno. Io ho fatto più o meno, sono stato di casa a Carmagnola, poi sono stato a Collegno, sono stato a Rivoli e poi sono stato a Piazza Castello di casa. Diciamo, le case non erano le mie, ragazzi, erano del proprietario di, diciamo, dove lavoro io. In effetti lui ha due o tre case e quindi le dà diciamo ai dipendenti che vengono da fuori, quindi una volta capita una parte, una volta capita una parte, quindi però preferisco più quella a Piazza Castello perché è centrale, invece Carmagnola è molto lontano, Collegno più o meno stiamo là, quindi la zona centrale è Piazza Castello, quindi stai proprio al centro proprio di Torino. Però in effetti la sede poi sta a Rosta, quindi dobbiamo andare a Rosta a prendere il camion e poi ripartire, quindi a finale sempre dobbiamo andare. Sì, se passo per Ponzone ti chiamo, pure 5 minuti, un caffè me ne vado, non c'è problema, giusto il tempo di un caffè, una chiacchiera e me parto, quindi ci sono passato tante volte lì, mi sono fermato a prendere il caffè e poi sono ripartito. Quindi ci sono passato un sacco di volte, pure per Rho a Milano sono passato tante volte, per Cuneo, ma dappertutto ragazzi, perlomeno in Nord Italia, eh. L'unica parte che non siamo stati, in effetti, ma a Roma siamo stati, Toscana, Umbria, Lazio, dappertutto, Sicilia. Sicilia abbiamo fatto Catania, Palermo e abbiamo fatto Messina. Poi sono andato a trovare la mia zia che avevo 3 giorni liberi a Caltanissetta, quindi mi sono fatti questo quattro giro diciamo della Sicilia, da una parte all'altra a finale. Calabria, ho fatto Reggio Calabria proprio, poi ho fatto Cosenza, poi ho fatto Napoli un sacco di volte, Salerno vabbè l'ho fatto i mercatini di Natale, poi ho fatto il corso di Avellino. E poi ho fatto Civitavecchia nel Lazio un sacco di volte, Toscana, Firenze. Firenze l'ho fatta vicino al gareggio, all'ospedale, la zona ospedaliera. Ma ho girato quasi tutto. Il Piemonte invece l'ho girato proprio a memoria. Il Piemonte lo conosco come Salerno, come casa mia. Quindi Piemonte si gira proprio come casa mia qua, come Salerno. È come se scendo a Salerno. Prima, i primi tempi camminavo col navigatore, adesso a Torino vado così normale, senza più navigatore. Oramai le vie le sappiamo tutte a memoria. Poi siamo stati in Germania, Austria, Cecoslovacchia e tutta l'Europa a finale. Poi abbiamo fatto Finlandia, poi Norvegia, ma comunque abbiamo fatto Spagna, Francia, ma tutta l'Europa l'abbiamo fatta per intera, però sempre diciamo in periodi diversi, quindi una volta ho fatto Marsiglia e ho fatto Parigi quando sono stato in Francia. Invece in Spagna sono andato a Barcellona e Madrid. Poi in Finlandia l'ho fatta tutta la Finlandia. La Finlandia non mi sono saltato una città.
Siamo partiti dalla Lapponia, da Rovaniemi fino a Helsinki. Lo stesso per, diciamo, la Norvegia. Poi la Germania, vabbè, abbiamo fatto le città più grandi, quindi Berlino, tutte le città più grosse. L'Austria lo stesso, l'Ungheria, Budapest, abbiamo fatto di queste qua, diciamo. Quindi alla fine ho girato quasi tutta l'Europa, no, tutta l'Europa, non mi manca nulla. In effetti mi mancano i paesi arabi, oppure i paesi caribe, diciamo. Poi ho fatto tutto. Vabbè, ragazzi, mi è venuta fame per colpa di Alessandro, quindi qualche cosa mi devo mangiare, quindi mi mangerò qualche frutta, non lo so. Alessandro, è sempre colpa tua finora. Tu mangi il patatino, mo io che mi mangio? Eppure sono stato da mamma, mamma ha detto, ha fatto mamma, ma non vuoi niente da mangiare? Ha fatto no, no, mamma, ho mangiato già, ho detto no, no, a saperlo, eh. Ecco per l'avvocatello, sempre se sto mangiare. O esso Francesco tu, Francesco. Quelle tre sono, o avvocatello, o Francesco, così tu. Mi sembra che passi sta candela di mangiare. Quindi ragazzi, vi auguro buonanotte. Se permettete, vado a vedere che riesco ad apparare, come si dice, a trovare. Quindi qualcosa devo sgranocchiare per spezzare l'appetito, ragazzi. Ma vedete, che ore sono? Le 11:30, mamma mia. Faccio lo spaghetto di mezzanotte, ragazzi, dai. I quattro moschettieri mi fate tutti e quattro, hai ragione. Quelli se ci andiamo in ristorante, tutti e quattro ci cacciano fuori. Dice, mo sapete che dovete fare? Venite ahí. Santa mia, avvocatello, Francesca e io. Quello ci guarda, dopo come cominciamo a mangiare, dice, signore, per piacere, andate. Dice, ma il no, 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 andate. Sono convinto che ci cacciano fuori. Dice, non è cosa. Quello dice, che cosa vi porta tutto? Come Bud Spencer e Terence Hill nel film che vanno nel ristorante e dicono, allora cosa desiderate? E quello dicono, lo guardano. Tutto. Così facciamo noi. Tutto quello che tieni lo porti. Facciamo tipo Bud Spencer e Terence Hill. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.